Buongiorno a tutti ragazzi, in questi giorni, parliamoci chiaro, siamo stati abbastanza bene, non ha fatto questo caldo eccessivo, siamo stati, non dico freschi, però almeno normali. Purtroppo questa cosa è destinata già a terminare proprio nella giornata di stasera già, quindi già da domani ragazzi, tra lunedì e mercoledì i termometri, come vedete questa immagine, saliranno alle stelle, nel senso che si potranno avere picchi anche di 40 gradi. Quindi, giustamente come di consueto, le regioni più a rischio, diciamo, di ondata di caldo proprio eccessiva sono le regioni meridionali. Quindi si parla della Sardegna, della Sicilia, della Campania, della Calabria, quindi non mi sono salvato neanche io, Basilicata Ionica e i settori centro-meridionali della Puglia. Anche comunque il centro non è che andrà per la, diciamo, per la meglio, perché anche a Firenze ed Arezzo le punte potranno toccare i 38-39 gradi, voglio dire. Poi ci sta l'Umbria con Terni dove salirà anche 37 gradi, e poi c'è il nord che si manterrà un po' più stabile. In effetti qui si prevedono punte intorno ai 35-36 gradi. Comunque non è che farà frescolino da loro, quindi diciamo in effetti che il sud si toccheranno i 40 gradi, mentre il centro si assesterà una metà e il nord sui 35-36 gradi, quindi non è che sia tutta questa grandissima differenza. Quindi e per tutta la settimana almeno fino a venerdì. Poi venerdì ci dovrebbe essere una svolta meteo, in senso che perlomeno per quanto riguarda le previsioni di ora dicono che debba arrivare un po' di maltempo. Quindi come sempre noi diciamo anche noi del sud, un prima acqua d'Augusto e viene, cioè la prima acqua di agosto è arrivato l'inverno e speriamo che faccia un po' di pioggia, che così segna la fine dell'estate ragazzi, anche perché con questo tempo che è stato questi 2 giorni veramente siamo stati freschi, non si è sudato molto, sì ha fatto caldo però normale. Invece nei giorni prima, una settimana fa, si moriva proprio, si squagliava, io facevo video, oggi ci stiamo sciogliendo, quindi pensate un po', e noi siamo abituati a caldo, quindi per scrivere così vedete che cosa ci stava qua. Di solito noi lo sopportiamo bene il caldo, ma quando scriviamo ci stiamo sciogliendo, è segno proprio che è esagerata la situazione. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona domenica, quindi da stasera in poi ragazzi aumentano le temperature, quindi mettiamoci l'animo in pace per questa settimana. Poi dicono che arriverà sto famoso maltempo, io lo aspetto proprio, mi metto qua sulla finestra e non mi muovo, perché finalmente un altro po' e finisce quest'estate. La sto tirando come diciamo con i piedi, proprio piano piano, perché il caldo non si può sopportare, il freddo ragazzi, una maglietta in più, una stufa, una cosa, come diciamo noi, sappare la situazione, ma così che cosa fai? Ti togli la pelle? Quindi meglio il freddo che il caldo, perlomeno per parte mia. Poi chi non lavora, chi fa una vita d'agiata, chi non fa nulla, allora per lui l'estate è bella. Ma però posso dire anche un'altra cosa: se questa persona ha i soldi, non fa nulla perché è benestante e tutto, puoi andare direttamente in inverno in Italia. A volte mi capita, dice, ma io preferisco l'estate perché io così, ma vabbè, e mica la devi fare per forza in Italia, vai alla Seychelles, alle isole Canarie, alla Mauritius, vai dove vuoi tu, ci stanno tante isole, che vai a Cuba, vai dove vuoi tu, lì è sempre estate, quindi a voglia ti diverti. Io personalmente preferisco l'inverno.
Va bene ragazzi, buona domenica a tutti, mi raccomando, non mangiate tanto perché oggi fa caldo, quindi non vi scassate, piano piano.